Gloria a Dio. Leggeremo in Luca, capitolo 10, dal verso 25 fino al verso 37. Luca, capitolo 10, dal verso 25 fino al verso 37. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo portare rispetto alla parola del Signore. Questo alzarsi in piedi è portare rispetto alla parola di Dio. Alleluia. Dio sia lodato. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Egli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Amen. 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 Vogliate accomodarvi. Gloria al Signore. È la famosa parabola del buon samaritano. Ma Gesù racconta questa parabola, questa similitudine, prendendo spunto da una circostanza, o meglio, da una persona, un dottore della legge, che per metterlo alla prova gli pone una domanda. Questo dottore della legge, questo uomo, non era sincero verso il Signore. Si rivolge a Gesù per metterlo alla prova. Noi vogliamo rimanere sinceri davanti al Signore. Essere sinceri e rimanere in sincerità. Alleluia. Adorare Dio nello spirito, in spirito e in sincerità. Alleluia. Questi sono i veri adoratori che il Padre ricerca, vero? Amen. I veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Quest'uomo non si stava rivolgendo a Gesù in un modo sincero. Pone una domanda per metterlo alla prova.
E la domanda è questa: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Una domanda che chi non ha mai letto la legge forse era lecito che ponesse a Gesù, ma un dottore della legge, che conosceva la legge, studiava la legge, sapeva già la risposta. E Gesù, conoscendo questo uomo, gli risponde: nella legge cosa sta scritto? Tu sai cosa sta scritto. Che leggi? E questo uomo, dottore della legge, risponde in modo corretto. La risposta che dà è corretta e Gesù gliene dà atto. La risposta è: ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Giustissima come risposta. E Gesù dice: hai risposto esattamente, fai questo e vivrai, riceverai la vita eterna. Ma egli, volendo giustificarsi, si sentiva già in colpa, si sentiva mancante e voleva giustificarsi davanti al Signore, ponendogli ancora un'altra domanda, facendo la parte dell'ignorante. Ma Signore, chi è il mio prossimo? E il Signore racconta questa parabola, questa similitudine, ricca di significati. E Gesù risponde così: un uomo scendeva da Gerusalemme. Gerusalemme è ancora oggi una città posta in alto. Amen. Quest'uomo era a Gerusalemme, città di pace. Lasciamo stare quello che c'è adesso, guerra, vabbè, ma Gerusalemme, città di pace, rappresenta per noi spiritualmente la presenza di Dio, la casa di Dio, la città di Dio. Quest'uomo si trovava lì e stava bene, ma cosa lo spinge a scendere e ad andare verso Gerico, la città maledetta? Cosa lo spinge? Non è scritto. Però tanti uomini sono spinti non a cercare la salvezza, la santità di Dio, la vita eterna, ma sono spinti a cercare sempre di più il peccato. Ma io dico, ma cosa spinge questi uomini a cercare il peccato che dà solo morte? Sapete che il salario del peccato è la morte? Così è scritto nella parola. Ed è scritto anche che il dono di Dio invece è la vita eterna. Amen. Quello che ti può dare il peccato è la morte. Quello che ti può dare Cristo è la vita eterna. Amen. Sta all'uomo scegliere. Gloria al Signore. Io ho scelto per Gesù. Amen. Tanti anni ormai. E ogni giorno voglio scegliere per Lui. Ogni giorno voglio rinnovare la mia scelta. Non mi sono mai pentito. Se potessi tornare indietro, farei la stessa scelta per Gesù. Alleluia. E Gesù racconta appunto di questo uomo che scende da Gerusalemme a Gerico e per strada si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Alleluia! Quanti di noi ci vediamo o ci rivediamo in quest'uomo che ha affrontato questi briganti ed è rimasto succube dell'attacco di questi briganti? Quante prove nella vita, quante scelte sbagliate, quanti incontri sbagliati.
Cosa ti hanno dato questi incontri? Nulla, anzi, ti hanno tolto. Dico sempre ai miei figli di stare attenti sempre alle proprie amicizie, a chi scegliere, a chi frequentare. Perché ci sono persone che vogliono solo da te qualcosa, prendono e ti lasciano vuoto. Non so se vi ho raccontato un po' quello che mi è successo da ragazzo. Avevo una comitiva. Ero lontano dal Signore, mi ero allontanato dalla Chiesa. E quando scegli incontri sbagliati, amicizie sbagliate, cosa fai? Fai male, ti lasci trascinare, ti portano per una strada sbagliata. E io purtroppo mi ero lasciato trascinare per questa strada. In questa comitiva l'unico che lavorava ero io. Quando si usciva, chi pagava? Marco. Andiamo al pub. Poi alla fine si deve pagare, no? Si prende una birra, un panino, quello che è, non lo so. Arriva il conto. Pago io da qui. Marco era bravo, era buono, Era un amico Marco. Quando aveva la possibilità di pagare. E quando poi non ha avuto più la possibilità di pagare, non esco stasera. Cosa è successo? Io ho vissuto queste cose. No, non esco stasera, ho impegni. Poi fai un giro nel paese, alla villa, e trovi che quello che ti ha detto che aveva da fare era con un altro gruppo di ragazzi. Queste cose sono successe veramente, succedono. Però ringrazio il Signore perché sono successe e mi hanno aperto gli occhi. A volte le persone prendono da noi, ma poi quando hai bisogno di un conforto, di una presenza, di una pacca sulle spalle, le persone che tu reputavi amici non ci sono, sei solo. Amen. Quest'uomo si imbatté nei briganti, lo hanno derubato, gli hanno dato botte, lo lasciarono mezzo morto. Era lì fermo, ai margini, per strada, non si muoveva. Passa un sacerdote, notate, un religioso, lo vede e si gira dall'altra parte, rimane lì. Passa un levita, un altro religioso, anche lui come sacerdote, lo vede e si gira dall'altra parte. Ebrei come lui, sacerdoti e leviti, erano classi religiose ed erano ebrei, come quell'uomo che era a Gerusalemme e ha voluto scendere verso Gerico. Passa anche un samaritano, uno sconosciuto, un nemico, invece si ferma, lo guarda, si ferma e ha pietà di lui. Chi rappresenta questo buon samaritano? Per me rappresenta Gesù. Perché io non lo conoscevo, era sconosciuto per me. Amen. Lui si è fermato, ha avuto pietà di quell'uomo. Gloria al Signore. Lo ha curato. Lo vede, ha pietà di lui, si avvicina, fasciò le sue piaghe. Questo ha fatto Gesù per me. Ma posso dire anche per te questa mattina, c'è qualcuno
che ha fatto questa esperienza. Possiamo dare gloria a Dio allora? Amen. Questo ha fatto Gesù per noi. Ha fasciato le ferite del mio cuore e del tuo cuore. Quanta delusione, quanta tristezza, quanto pianto. Non sapete, io a quegli amici gli volevo veramente bene. E mi sono sentito tradito, deluso. Ma Gesù si avvicina, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. L'olio è figura dello Spirito Santo, vero? Amen? Con il suo Spirito il Signore ha colmato ogni vuoto del nostro cuore, disinfettando ogni ferita, perché l'olio ha anche questa capacità, insieme al vino, disinfetta. E il vino è figura del sangue di Gesù, quel sangue che gli ha versato sulla croce. Amen? Così il Signore è intervenuto, alleluia, ricordandomi che Egli ha versato il suo sangue per me. Amen. Quegli amici non era nessuno disposto a morire per me, ma Gesù è morto per me. Amen. Alleluia! Ma non finisce qui l'intervento del buon samaritano. Lo prende sulla propria cavalcatura. Aveva un cavallo. Io posso camminare a piedi. Quest'uomo ha bisogno, lo prende e lo mette sul cavallo perché non poteva camminare. E lo conduce in una locanda. E lì continua a prendersi cura di lui. Alleluia. Questa locanda cosa può rappresentare per noi? Che siamo stati curati da questo buon samaritano, che il nome è Gesù. Questa locanda rappresenta la Chiesa. Amen. Il Signore ci ha salvati e ci ha messi dentro la Chiesa, Amen. affinché la Chiesa possa continuare quello che Gesù ha iniziato in noi. Amen. Amen. Ecco perché è importante frequentare la Chiesa. Perché qui riceviamo la parola del Signore. Amen. Qui si prega il Signore. Amen. Quel Signore che ha avuto pietà di noi e si è fermato, quel buon samaritano. Alleluia. Nella locanda puoi trovare il cibo adatto a te. L'acqua che ti disseta. Amen. C'è questa figura di questo oste che viene incaricato dal buon samaritano di continuare a prendersi cura di quest'uomo. Guarda, io devo andarmene, ma ti do questi talenti, questi soldi. Continua a prenderti cura di quest'uomo. Quello che spenderai oltre, al mio ritorno, io ti darò. È un ragionamento spirituale che vogliamo cogliere. L'oste è figura di quello che il Signore ha chiamato nella Chiesa come il pastore. Amen. Il pastore deve prendersi cura delle anime che appartengono al Signore, mettendoci anche qualcosa che costa. Ma quello che ci ha dato il Signore, quello che possiamo mettere, è quello che Dio ci ha dato, ci ha equipaggiati per poter espletare il compito a cui siamo stati chiamati. Amen? Amen. E quello che mettiamo oltre, sappiamo che Signore non ha debiti. Amen. Gesù dice: al mio ritorno ti darò la tua ricompensa. Amen? Ecco perché per me è una gioia servire il Signore. Alleluia. Lo faccio per Lui.
Non lo faccio per te, lo faccio per Lui. Io posso amarti, ma come ti ama Gesù, nessuno mai ti amerà. Alleluia. Amen? Amen. Gloria al Signore. Ora la cosa è chiara. Gesù dice a quel dottore della legge: adesso che hai ascoltato questo mio racconto, hai capito chi è il prossimo? Chi secondo te dei tre è il prossimo? È quello che gli ha usato misericordia. Amen. Dio ci dia grazia come credenti, come cristiani, non solo ad amare Dio, ma ad amare anche il nostro prossimo. Amen. A non girarci dall'altra parte quando vedi il bisogno, ma ad intervenire, come se intervenisse Gesù per mezzo tuo. Amen? Ci sono tanti che hanno di bisogno. Il bisogno principale è quello spirituale, ma ci sono tante persone che hanno bisogno anche di cose materiali, anche di un semplice abbraccio, anche di una semplice amicizia offerta in sincerità e nell'amore del Signore. E poi anche di cose pratiche, sicuramente. Dio ci dia grazia di realizzare la sua parola. Amen? Alleluia. Volevo concludere leggendo Ebrei capitolo 10 dal verso 19 fino al verso 25, ponendo attenzione proprio nel verso 25. Abbiamo parlato di questa locanda, la Chiesa. Dio ci dia grazia di avere affetto per la Chiesa del Signore. Amen? Che quando non andiamo in Chiesa non vogliamo essere così leggeri nel dire vabbè, se non vado non succede niente, Gesù mi ama lo stesso. Sì, è vero che Gesù ti ama lo stesso, ma tu perderai sicuramente qualcosa in quella domenica quando non sarai presente. Ebrei capitolo 10 dal verso 19 fino al verso 25. Troviamo scritto così: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Alleluia. Amen? C'è da spiegare? Io credo che la parola di Dio sia così chiara. Bisogna mantenere ferma la confessione della nostra fede, senza vacillare. Sei stato chiamato da Dio a servirlo. Devi essere costante nella tua fede e nella chiamata ricevuta. Sforzandoti, combattendo contro tutto e contro tutti. Amen. Non abbandonando la nostra comune adunanza. Ai miei tempi, quando si parlava della Chiesa, si parlava della Chiesa con profondo rispetto. Purtroppo passano i tempi e le cose cambiano, ma la nostra fede non può cambiare. Amen. Alleluia. Certo, si fa caldo, è domenica, mi piacerebbe andare al mare, ma io sono qui per servire il Signore. Meglio stare qui che stare al mare.
ci possiamo andare il sabato al mare, che ne dite? Possiamo andarci il sabato? O domenica pomeriggio? Sì, si può fare. Ma la domenica mattina c'è un appuntamento al quale noi non possiamo mancare. La comune adunanza. Amen? E la nostra vita sarà una vita benedetta dal Signore, piena dei Suoi favori, colma dei Suoi favori, piena della Sua presenza. Amen? Alleluia! Gloria al Signore! Vogliamo alzarci in piedi, fratelli? Vogliamo chinare il nostro capo. Benedetto sei tu, Signore.